All'indomani della scadenza per presentare eventuali apparentamenti nei 4 comuni del veneziano che domenica e lunedì andranno al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco, non c'è stata alcuna alleanza. A Portogruaro la sfida sarà dunque tra Antonio Bertoncello per il centro-sinistra con il suo 32% delle preferenze al primo turno e Luigi Toffolo per il centrodestra con il 39,50%. Sara Moretto, che aveva ottenuto il 23,38%, ha deciso di non appoggiare Bertoncello, definendo la sua proposta inaccettabile sotto l'aspetto etico e politico e incomprensibile dal punto di vista del risultato elettorale. Toffolo è rimasto coerente col suo pensiero iniziale, niente apparentamenti per non fare la fine di Favero. Da solo correrà anche Claudio Tessari a Spinea con il 30% delle preferenze, che non si è apparentato con le liste di Martina Vesnaver che si è messa a disposizione, ma vista la richiesta del solo appoggio esterno, l'accordo non è andato in porto. La sfida sarà dunque contro Franco Bevilacqua per il centro-sinistra, in testa al primo turno con il 46,9% delle preferenze. Nessuna alleanza nemmeno annuale, dove si sfideranno l'ex assessore dimissionario sostenuto dal centrodestra Stefano Sorino, che ha ottenuto il 36,38% dei voti, e la vice sindaca uscente Alessandra Dini, candidata civica, con il 26,73%, distanziata per una manciata di voti da Carlo Fascina, con cui però non c'è stato alcun apparentamento. Del resto lei aveva palesato da subito la volontà di correre da sola, nonostante, ha dichiarato, i punti in comune con Fascina fossero numerosi, ma l'intesa non è stata raggiunta. Duello senza alleanze infine anche a Scorzè, dove si sfideranno l'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner in testa con il 46,39% dei voti, appoggiato dal centrodestra, e la sindaca uscente Nais Marcon con il 32,32%, che farà riferimento alle due liste civiche. Ho deciso, ha spiegato, di non fare apparentamenti per una scelta di correttezza verso i cittadini.